Voltago, primo comune a non ricevere l'appoggio della Regione Veneto al passaggio al Trentino Alto Adige. Un triste primato per il comune agordino, reso ancora più clamoroso dalle motivazioni che stanno dietro la bocciatura. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, e così la dietologia impera. È un no contro la specificità e la lobby bellunese, un no per punire gli ultimi referendari, un no per pesare la maggioranza. Niente di tutto questo. Nessuna cosa voluta, soltanto che nella prima votazione mancavano alcuni consiglieri che sono invece riusciti a votare nella seconda, votando contrario, astenendosi, l'astensione voto contrario in Consiglio regionale, quindi l'esito della votazione di Voltago è stato negativo, invece quello di Taibon opportunamente è stato positivo. Insomma, una banale questione di numeri. 38 i presenti alla votazione per Taibon, 20 i sì, 42 per Voltago con 21 sì, sfiorando, senza raggiungere la maggioranza. Troppi votanti alla seconda votazione, quindi, anche se non va dimenticato, che i consiglieri veneti sono 60. Toscani però bacchetta i suoi colleghi bellunesi. Dario Bond, Forza Italia per il Veneto, si è astenuto in entrambe le votazioni. Sergio Leoron, Partito Democratico, si è espresso per il no. A me dispiace per come hanno votato, perché sarebbe bastato il loro voto favorevole e anche la mozione di Voltago sarebbe stata approvata. Sicuramente ognuno si assume la responsabilità di quello che vota e anche in questo caso loro si assumeranno la responsabilità del voto contrario e dell'astensione, come io mi assumo quella del voto favorevole. La bocciatura non pregiudica il destino di Voltago. La richiesta di Taibon andrà direttamente a Roma, mentre per Voltago è già pronta la seconda chance. Io penso e spero si possa porre rimedio alla questione. Già oggi ripresenterò la mozione tal quale a quella bocciata ieri, parlerò con i capigruppo sperando prevalga il buonsenso e quindi possa essere approvata anche quella di Voltago.